A Portogruaro il sindaco Bertoncello punta ad accelerare sui parcheggi nel centro storico proprio per cercare di favorire il movimento e quindi anche gli stessi commercianti. Il servizio con il sindaco Bertoncello. Quindi, signor Sindaco, con la riqualificazione del nuovo oratorio l'amministrazione comunale continua il proprio progetto nel cercare di dare anche le risposte che stanno cercando gli stessi commercianti del centro? Ma diciamo non solo che continua, vuole dare un colpo di accelerazione, perché prima noi riusciamo ad realizzare il nostro investimento, che è quello dei parcheggi, con un collegamento diretto pedonale che va dalla via Valle all'altezza della caserma dei Carabinieri e attraverso via Silvio Pellico, via Pio X, attraverso via Pio X si arriva direttamente di fronte al Duomo, con un percorso che nell'intenzione dell'amministrazione dovrebbe essere anche coperto, quello di via Pio X. Quindi è chiaro che al di là della ristrutturazione importante di pezzi importanti della città, diamo anche un servizio importante ai nostri cittadini. Possiamo dire che il centro di Portogruaro diventerà sempre più un salotto? Ma noi ci stiamo lavorando, adesso stiamo terminando la parte nord di Portogruaro. Quando dico parte nord del centro mi riferisco al Teatro Russo, al Belli il 25 aprile, che lo stiamo sistemando in termini di arredo. Stiamo sistemando l'arredo del centro storico, abbiamo risistemato la parte dell'ospedale nuovo, interverremo anche su Villa Martinelli. Ci sono ancora dei pezzi di città su cui stiamo discutendo, tipo la Barchessa, l'ex Scardellato, la parte della rotonda di via Sant'Agnese. Sono pezzi che l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire con la collaborazione dei privati. Speriamo che in tempi veloci si possa intervenire anche su questo e quindi dare veramente una riqualificazione del centro storico, del centro urbano.